una piazza dedicata a un grande avvocato di Agrigento. Stiamo dedicando un largo della piazza all'avvocato Grillo, un principe del Foro Agrigentino, un uomo di grande cultura, un personaggio conosciuto ad Agrigento, un uomo competente, anche un tributo che si è voluto fare sia alla persona proprio dell'avvocato stesso, ma anche all'intera famiglia che l'ha chiesto, e come amministrazione comunale siamo ben felici di poter aver realizzato questo evento. Come valuta questa iniziativa del Comune? La valuto certamente bene, siamo grati all'amministrazione di avere oggi fatto questa cerimonia importante per noi, per la città, perché i cittadini l'hanno voluta l'amministrazione, ma l'hanno voluta i cittadini che hanno conosciuto mio padre e che hanno manifestato il loro affetto nei confronti di mio padre. Secondo lei sarebbe stato contento di sapere che c'è un luogo pubblico dedicato a lui? Ma forse sì, non lo so, mio padre non era un uomo che manifestava granché, però certamente avrebbe gradito questa manifestazione di affetto da parte di Agrigento, della sua città, che lui amava tanto. Che ricordo serve di suo padre lei? Qualcosa in particolare? Lo ricordo come un papà meraviglioso. Iniziativa meravigliosa perché è la memoria del nostro territorio. Quando si dedica un luogo, un sito, un qualcosa a un nostro cittadino, si dà spazio alla memoria, e noi dobbiamo vivere anche della memoria, perché la memoria ci dà lo spazio e la visione per il futuro. La memoria deve essere patrimonio per i giovani, patrimonio per noi che giovani non siamo più, ma deve essere patrimonio di tutti quanti, perché è sempre punto di insegnamento, è rotta da seguire per una giusta via. Un ricordo di suo padre in particolare, qualcosa? Il ricordo di papà è, oltre che quello di professionista, e soprattutto quello di uomo, che ha impegnato la propria vita nella difesa, non solo quella tecnica dell'avvocato, ma nella difesa del cittadino, dei diritti del cittadino. Il suo impegno non è stato solo quello professionale, ma è stato quello politico e quello sociale. Ed è per questo che la memoria dei cittadini deve rimanere viva in tutti noi.